Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Se solo avessi le parole, te lo direi, anche se mi farebbe male. Oh, se io sapessi cosa dire, io lo farei, lo sai. Se lo potessi immaginare, dipingerei il sogno di poterti amare. Oh, se io sapessi come fare, ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare, che faccia uscire calore che non ti so spiegare, una canzone d'amore solo per te, solo per te, solo per te, solo per te. Se un giorno io riuscissi a entrare nei sogni tuoi, mi piacerebbe disegnare, oh, sulla lavagna del tuo cuore i sogni miei, lo sai. Se si potessero suonare, li inciderei e poi te li fare ascoltare. Oh, se io sapessi come fare, ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare, che faccia uscire calore che non ti so spiegare, una canzone d'amore solo per te, solo per te, solo per te, solo per te, solo per te. Se io avessi le parole, le potessi immaginare, fosse facile spiegare, si riuscissero a suonare, se potessi raccontare, se sapessi come fare, se sapessi cosa dire, allora ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare, che faccia uscire il calore che non ti so spiegare, una canzone d'amore solo per te, una canzone d'amore per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare, che faccia uscire il calore che non ti so spiegare, una canzone d'amore solo per te. Oh, no, no. Buonasera e benvenuti in casa Peiretti. Buonasera Amedeo Agrillo. Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti
tutti voi, grazie. Buonasera Valentina Branca. Ciao ragazzi, ciao Di a tutti. rosso e nero vestita codesta sera per Buonasera. questa Del Milan. puntata. Valentina, di che squadra sei? È Non te l'ho mai fucsia, chiesto. è È fucsia, ma io sono anche un po' daltonico, quindi Io tifo Napoli. tutti vabbè, allora. E allora proprio gliela siamo in servi, maggioranza, siamo in maggioranza. gliela servi così su un piatto d'argento, tutti i Napoli. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi per entrare qui in questa casa di Luserna San Giovanni con il vostro cellulare, con le vostre richieste. Mi raccomando, riempiteci come state facendo ormai da tantissime puntate. Come dico sempre, ogni messaggio è un segno di riconoscenza. È vero. Ok? In ciò È che vero. noi facciamo. Di giusto affetto. E soprattutto vi garantisco che fare le prove qui alle 18 a 40 gradi ne meritiamo di messaggi. Oh, yam, ya. Non è yam, ya, non c'entra niente, forse sì. Ci sta. Ci sta sempre yam, ci ya, può no? stare, ci può Ci può stare. Abbiamo iniziato con un brano d'amore degli 883, se potessi raccontare, cioè lui vuole scrivere questa canzone d'amore. Però io se penso agli 883, miei cari amici, mi vengono in mente canzoni come Nord, Sud, Ovest, Est, come Hanno ucciso l'uomo ragno. Cosa ne dice se ne facciamo un pezzettino Sì, di dai. ognuna? Sei un mito. Oh, tipo, bravo, sei un mito, quella. sei un mito. Grazie. Grazie. No, grazie. Ringrazio. No, grazie a te, grazie. Bella la gag, ci è venuta. Ehi! Vamos! Tappetini nuovi Harry Magic, deodorante appena preso che fa molto chic. Appuntamento alle 9:30, ma io per non far tardi forse ho cannato da Dio. Alle 9 sono già sotto casa tua. Sei un mito, sei un mito per me. Sono anni che ti vedo così raggiungibile. Tutti a casa con noi! Sei un mito, sei un mito perché tu per tutti noi sei la più bella ma impossibile. Cambio! Nord, Sud, Ovest, Est! Stanno cantando, senti. Tutti! Vamos! Ma perché sei andata via? Mi son persa nella notte. Perché non t'ho detto mai. Non lo so. Sarebbe tu, sarai tu. A poeta! La voce che risponde ai miei dubbi. E galoppa finché vuoi. Corri, vai, non ti fermare. Che di strada ce n'è ancora, tanto so. Sì, lo so. Vedi che è una cantina che Mi potrà togliere sete e polvere. Lancio qualche pezzo al cantinero che non parla mai. accanto a me c'è uno studente. Straniero mi chiede ben dove vai. Tutti con noi! Non so dove sei. E forse quel che c'era neanche c'è. Non so dove sei. Stavo cercando lei o forse lei. E da nord, sud, ovest, est passiamo a tenere il tempo più che possiamo. Anche voi a casa con le mani su al cielo. Vamos, dai, su! Tutta rete 7 con le mani in alto! Non c'è storia in questa città, nessuno si diverte, mai si divertirà. Lascia perdere tutta questa gente e non credere di te non gli importa niente. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai, fai partire il ritmo, quello giusto, dati una mossa e poi tieni tempo, con le gambe, con le mani, tieni tempo. Non fermarti fino a domani, tieni tempo. Vai avanti e vedrai, tieni tempo. Il ritmo non finisce mai.
ucciso l'uomo ragno. Proprio quella. Dai a casa, tutti. 348 80 40 254. Solita notte da lupi nel Bronx, nel locale sta suonando il blues degli Stones. Lo individuo al balcone del bar, pieni di whisky e margarita. Tutto ad un tratto la porta fa slam, il guercio entra di corsa con una novità. Dritto sicuro si mormora che i cannoni hanno fatto bang. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Ma che belli che erano quegli anni. Queste canzoni che si ballavano negli autoscontri, si ballavano Sull'autostrada, nelle magari. discoteche, Sull'autostrada magari. Sull'autostrada. No, è vero, io mi ricordo che quando uscì quest'album North Sud Ovest Sì. Est, tutti gli autoscontri a manetta, È era vero, sempre è vero. pa, È stata la straordinario. colonna sonora della nostra gioventù. Esatto, allora Valentina, Dimmi. io faccio un cambio microfono veloce, Sì. sposto questo per prendere l'altro e tu presenta il prossimo brano che per di più è una richiesta. Il prossimo brano è una richiesta ed è il brano dello Stato Sociale. Se non ricordo male hanno vinto Sanremo qualche anno fa e c'ha una frase molto significativa. Quale? Il titolo è Una vita in vacanza e poi secondo me gli amici a casa la capiranno qual è la frase significativa. Ho già capito dove vuoi andare. Ho già capito, grazie. È meglio Valentina. che la canto. Grazie, certo. Tutti con noi a casa, una vita in vacanza. E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fai il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato, o fai l'opposizione, fai il duro e puro, o fai il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, è una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso e nessuno che rompe i coglioni. Eccolo! La famosa Nessuno che dice se sbagli sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, Peiretti sei fuori. lo sapevo. E fai l'estetista, e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calciomercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana e il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, è una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso e nessuno che rompe i coglioni. Nessuno che dice se sbagli sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, Peiretti sei fuori. E vivere per lavorare o lavorare per vivere, fare i soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare e ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare.
proprio sempre Peiretti sei fuori. Ma perché ci stava bene? Ma perché Ci Peiretti sta sei tutto fuori? qua, ci Ma sta perché? tutto. Ma per- Lo vuoi sapere? Sì. Semplice. Casa Peiretti, giusto? Quando uno punti di vai full, mai. Qui lo possiamo dire, abbiamo detto. Peiretti, e poi- sei fuori. Sei fuori. Vabbè. Io intendevo fuori in un altro modo, ma vabbè. Ragazzi, allora, noi ci fermiamo 3 minuti, un po' in anticipo regia perché devo fare una cosa velocissima, poi torniamo qui con tanta bella musica. Anticipiamo di 2 minuti la pubblicità, voi continuate a mandare tutti i vostri messaggi, la regia mi ha scritto che ne sono già arrivati tanti e questo mi fa molto piacere. Pubblicità. Questo piccolo grande amore. Una versione di Amedeo. Lui le stravolge le canzoni. Bravo Amedeo, vai! Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. E quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, mari e giochi nei fatti, la paura e la voglia, essere nudi, un bacio a labbra salate, poche 4 risate, fra l'amore e tuo affare. Ti amo davvero, ti amo giù, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Amedeo Grillo per voi. Questo piccolo grande amore. Pensa quante persone ha fatto innamorare codesta canzone. Esagerate proprio. Quella camminata strana, ora in mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. Mi dice sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe cose affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di cose proibite, le canzoni stonate urlate al cielo lassù. Arriva prima quel muro, non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutta ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quando è che ho pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da
che voglio un piccolo grande amore. Alla voce per voi Amedeo, il nostro Amedeo. E adesso però ragazzi arriva il momento piacevole, forse uno dei più piacevoli di Casa Peretti. Non è quando io vado via, mia cara Branca, lo so. Mi ha già letto nel pensiero. Voleva arrivare lì la Branca. Siamo proprio telepatici. Ma è il momento dei loro messaggi che sono arrivati al 348 80 40 254. Vai Fabrizio in regia. Un accaldato poleo con i ciappetti in ammollo saluta Casa Peretti, poi Annalisa Alfonsina da Fabio G e forse Germano. Ciao ragazzi, ciao poleo. Enrico carissimo, voglio sfidare te Amedeo, quindi vi sfido a cantare una canzone del trio Morandi, Ruggeri, Tozzi con la quale canzone, la canzone della verità, Cataldo. Non la so, quindi Cataldo mi dispiace. Alla prossima, però la impariamo, Amedeo? Volendo sì. La canzone della verità. Non lo so. Accettiamo qualsiasi sfida. Se andate in vacanza, torno ad ascoltare un po' del mio vinile. Buone vacanze a tutti. Ivan da Osta, chiamalo un po'. E quanti ne hai? 1000. Bravissimo Ivan, gran passione quella del vinile. Speriamo che ritorni. Sta tornando in parte il vinile, però non ancora proprio del tutto. Ci stiamo divertendo, vero ragazzi? Amedeo! Già che ci stiamo divertendo. Già! Un fresco saluto Casa Peretti da Artù, dalla Val Troncea, e a tutta, ma proprio tutta, la family Fava! Ciao Fava, grazie! Da una nuvola dorata fa capolino Casa Peretti, dove scendono bellissime canzoni da cantare insieme. È importante questo, vi voglio bene anche noi. Dani, ciao, buona serata. Ciao. Buon divertimento, Dani. Faccio tanti auguri di buon onomastico a chi si chiama Anna, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Grazie. E noi ci uniamo agli auguri. Per tutte le altre. Auguri Anna. E anche la moglie di Gianni Morandi, Anna. Già. Ciao, sono io. Rosalia. Non voglio essere ripetente sempre nelle stesse cose, ma dico la verità. Sei bravo Amedeo, tutti sono bravi. Buona serata, brava. Grazie, Rosalia. Brava, Grazie, Rosalia. Inizio strepitoso, bravi. Ciao da Maddalena. Grazie Maddalena. Ciao Casa Peretti, sempre fantastici. Bravissima Valentina con la sua bellissima voce. Mitico Amedeo e le canzoni napoletane cantate con il corazon. Michela da Torino. Ciao Grazie, Michi. Michela. Brava Valentina, sei una grande. Forza Napoli, Patti 60. Forza Napoli, eccolo, io lo sapevo. Tanto è andato via. Ma sei Koulibaly. dichiarato oramai. Ma è andato via Koulibaly, non andate da nessuna parte. Ciao Enrico, sei grande, Amedeo sei forte, forza Napoli. Valentina, posso farti un complimento stasera? Sei più carina del solito. Buona serata, ragazzi. Max 76. Grazie Max, Grazie, Max. grazie mille. Più carina del solito. Ma tu sei Grazie. sempre bella, la nostra Valentina. Mi fate ricordare i giorni più belli della mia vita quando ero nella mia città. Grazie mille Amedeo. Da Ciro, 45 anni, Piemonte, Napoli manca ancora. Grazie. Ciro! Bravo Ciro, 45, adesso mette anche il codice fiscale, prossimo messaggio. Allora salutiamo Ciro. Ciao Ciro, anche stasera il super trio di Casa Peretti. Ciao carissimi. Sofia, grazie Sofia, grazie. In coro i ragazzi. Il trio Meraviglia spacca la grande con gli 883. Saluti da Alfonsino e Germano, che l'anno prossimo saranno in pole position per il grande concerto di Max Pezzali. Wow, anche noi vogliamo andare. Cosa ne dice Amedeo? Andiamo? Vediamo. Al concerto di Max Pezzali? Ci tiriamo le fasce. Ciao Enrico, ciao a tutti, mi saluti tanto mia moglie Michela con un grosso bacio da parte di suo marito Gianni da Turin. Grazie, ciao Michela da parte di Gianni. Tanto di bacio, l'ha dato Amedeo. Rifai il bacio Amedeo? Mamma mia, bravo Amedeo, saluti dal Messico da Maria Letizia di Vicino, grazie per la bella serata, ciao Messico! Grazie. Ciao ragazzi, sempre bravissimi. Voglio fare un saluto alle mie amiche Maddalena Luparello e Maddalena Bertea e Maddalena Varetto. Grazie, un abbraccio, Carla di Luserna. Ciao Grazie, Carla, ciao. Ti vogliamo bene, grazie Carla. Siete mitici, come ogni sera io e la mia futura moglie Veronica vi guardiamo. Cantiamo e balliamo insieme a voi, Luca e Veronica dalla provincia di Varese. Ciao Luca, ciao Veronica, attenzione, futura moglie, importante questo, Ma che noi suoniamo anche i matrimoni, Ci spostiamo fino a breve, assolutamente. Sì. Assolutamente proprio. Ciao Enrico, sono sempre io Rosalia. Comunque bravo, vedo che qualche parola napoletana riesce a pronunciarla. Ma no. Rosalia. A me piace chiamarla Rosalia, ok? Io la voglio chiamare Rosalia. Ciao Enrico, siamo
Paola e Bruno. Quando puoi ci fai sentire Santa Maria Novella. L'abbiamo fatta di recente, Pupo al mio amato Bruno, grazie. L'abbiamo fatta 2 o 3 giorni fa, quindi la metteremo in programma a settembre ormai. Ciao raga, siete contagiosi e che vorrei sapere se nel mese di agosto fate delle serate, se sì dove e quando. Tempo e possibilità permettendo vorrei venire a sentirvi dal vivo. Roby da Nizza, guarda, non è ancora agosto e luglio, ma sabato siamo a Luserna San Giovanni, adesso ve ne parleremo. I Fantastici 3, ciao Maurizio Villadossola, Grazie, ciao Maurizio, Maurizio, grazie. ciao, grazie a te. Mitici gli 883, ma mitici anche voi, siete fantastici, lo dice Enrica. Grazie Enrichetta, Enrica. grazie, ti vogliamo bene. Buon divertimento anche a te. Ciao, sono Silvia, ringrazio per la canzone dello Stato Sociale. Valentina è stata bravissima! Grazie. 883, tensione, avevo 18 anni, appena preso patente. Una delle prime uscite mie musicassette che oggi neo 18enni manco sanno cosa siano, giusto? Ciao a tutti, in particolare al mio amico, collega e compagno di scuola Giuliano Falco, Miru da Barge. Ciao Miru, te lo saluto. Ciao. Giuliano, tanto lo chiamo tutti fine puntata e poi lui ci sta di sicuro guardando. Sentire le canzoni degli 83 è sempre un piacevole tuffo negli anni 90. Scusate se è un po' che non vi mandavo messaggi, ma non potevo vedervi in diretta, ma solo nelle repliche. Ciao a tutti, Pierluigi dalla Valle Talloria. Ciao Pierluigi, Ciao, grazie, buonasera, grazie. Ma quanti messaggi sono arrivati in 20 minuti, raga? Sempre Forza Napoli, ora basta, Forza Salernità. Ciro, fai il bravo, Ciro, complimenti a tutti e tre, bravi come sempre. Ma stai bravo. Ma stai bravo, Forza Salernità. Poi perché? Perché? Io lo so perché ha tutte le ragioni. Ciao a tutti voi da lo so Valentina e anch'io, Livio, Carla De Pinerolo, buona serata, siete bravissimi, grazie amici, Grazie. Complimenti Amedeo, ottima interpretazione di questo piccolo grande amore, sei veramente forte. Ciao a tutti, lo dice Flavio. Il Ti nostro. ringrazio, Flavio. Grazie Flavio. Torniamo in onda noi per dedicare proprio il prossimo brano, se non sbaglio, a Ciro. Sì, a Ciro, esatto. Ok. È come te praticamente. È un amante- fans dei Pooh. Sì, esatto. Allora Ciro a casa, concedimi questa piccola variazione di Tanta voglia di lei, perché qui l'abbiamo già fatta in tutte le salse e questa sera voglio farla sentire a te, come voglio farla sentire a tutti i miei amici casa, in una versione un po' roccheggiante. E fa così! Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò e non dici una parola, sei più piccola che mai,
cerca me. E nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c'è. A casa con noi tutti! Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Il mio amore si potrebbe svegliare. Chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò La sua pelle sconosciuta e sincera, ma nella mente c'è tanta voglia di lei. Siamo in onda con un problema tecnico importante. Sì. Amedeo, te lo spiego perché a noi è già successo di andare avanti senza rivederci in TV. Quindi tu adesso non lo sai, ma siamo in onda, quindi Vabbè. cancelliamo questa parte qua che sarebbe il monitor dove noi vediamo la trasmissione e facciamo come se niente fosse. L'unico problema, amici a casa, so che ci avete inondato di messaggi anche dopo averli finiti nella prima e nella seconda parte. Non potremo andare a leggere perché non possiamo vederli proprio nella TV. Quindi noi vi ringraziamo di tutti i messaggi e siamo qui a cantare per voi. Partiamo proprio da un brano che Valentina devi fare una dedica importante, quindi a te la scena. Beh, quest'oggi è Sant'Anna e quindi vorrei fare gli auguri alla mia mamma che si chiama Anna e dedicarle questa bella canzone. A lei, che so che piace molto questa canzone, ma anche a tutte le persone che si chiamano Anna e che ci stanno guardando. Ivana Spagna, davanti agli occhi miei. Valentina Branca. Ci sono cose che il cuore non scorderà mai, storie che fan parte di noi, emozioni più forti del tempo che va, che nessuno ci toglierà. E senti la voce di chi non c'è, senti che cammina con te, presenze che vivono dentro noi e non ci lasceranno mai davanti agli occhi miei. C'è tutto il mondo che vorrei, immagini degli anni in cui ho conosciuto amore vero, davanti agli occhi miei. Na, 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 na. Quante cose non dette che adesso direi, solo adesso che è tardi ormai. E lungo il cammino ti accorgi che perdi proprio chi ami di più, e non serviranno le lacrime a riportarli a noi qua giù davanti agli occhi miei.
Gran brano. davanti agli occhi miei. Valentina Branca con Davanti agli occhi miei mi ha fatto venire la pelle d'oca. Grande Valentina. Brava, proprio, ma che E posso dire davvero che davanti agli occhi miei c'è tutto il mondo che vorrei. Ringrazio voi, ringrazio Casa Peiretti e ringrazio tutta la mia famiglia che mi sostiene sempre. Ti fa emozionare. Se penso che invece di solito davanti agli occhi miei vedo la trasmissione, stasera non la vedo, quindi so che però Fabrizio Regia ha avuto una bellissima idea. Un'idea geniale. Sì, manda in onda comunque i messaggi durante i nostri brani. Bravo. Ok, quindi noi non Se possiamo li andare a leggiamo leggere. noi, però sanno che arrivano. Esatto, esatto. A proposito di grandi brani, sai che ormai tutte le volte che c'è il nostro Amedeo io voglio fare un tuffo nel mondo partenopeo, nelle canzoni napoletane, e questa sera abbiamo scelto Chella là. Eccola qua. Arla sì, Chella là. Non lo sai. È possibile. Detto basta e mi sono liberato. Mi pare giusto il primo giro, mi pare giusto 100 mani. E stanotte canta la felicità. Che da là, mi pare dicendo che mi può assare. Se crede che mi faccio sangamaro, se crede che mi impazzisco e poi mi spara. Che da là, non sape che piacere che mi fa. Ma la pignata più bella e si te la resterà. Che la là, che la là, che la là. Che la là, non sape che piacere che mi fa. Ma la pigliata più bella e si te la resta. Che la là, che la là, che la là. Ieri mi ha mandato un biglietto per la figlia della portiera del rimpetto, perché non è felice e che come voglio fa pace, ma è mo mi sto gustando la libertà. Che la là, mo va dicendo che mi vuole assare, se crede che mi faccio sangamaro, se crede che mi impazzisco e poi mi spara. Che la là, non sape che piacere che mi fa. Una pigliata più bella e si te la resta. Che la là, che la là, che la là. Che la là, che la là, che la là. Amedeo Agrillo. Dicendo che mi può assare. Se crede che mi faccio sangamaro, se crede che impazzisco e poi mi spara. Che la là, che la là, non sape che piacere che mi fa. È più bella e se te ne resterà. Che la là, che la là, che la là. Che la là, che la là, che la là. Oh yeah! Ma bravo Amedeo, capisco la difficoltà perché oggi è veramente tutto molto molto complicato. Qua è saltato il segnale, ci sono saltati i volumi, è saltato tutto, ma secondo me non possiamo dare colpa alla neve. No. No, non possiamo dar colpa alla neve, Anche ma perché ormai si stanno sciogliendo i ghiacciai, fa un po' Ma Neve è il titolo Ah. del prossimo brano. Loro sono gli Audio 2 insieme a Mina e la voce di Valentina Branca. E a pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo e a pensarci è così. Chissà dov'è
chi di noi ne ha già un'idea. Il vederti e non parlarti mi dà brivido, folle mania di chi non sa chi sia, un amore nuovo che sta nascendo qui. Ma sei come la neve, sei che tocchi e si è sciolta già e non sai più dov'è, è solo un'immagine che va e sei nella mia mente, sei solo nella mia mente così, solo nella mia mente, sì, son vago nella mia mente. Oh, 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 ma sei come la neve, sei che tocchi e si è sciolta già e non sai più dov'è, è solo un'immagine che fa e sei nella mia mente, sei solo nella mia mente così, solo nella mia mente, sì, son vago nella mia mente. Valentina Branca con un brano straordinario, Neve, che poi abbiamo avuto anche il piacere di avere non in studio qua in collegamento gli Audio 2, È vero. due persone straordinarie che per di più stanno iniziando una grande tournée, quindi auguri, bocca al lupo agli Audio 2 e io voglio ringraziare questa sera Amedeo Agrillo! Bravo Amedeo! Grazie, bravo, Amedeo, bravo. Signor Peiretti, mi piace il signor Peiretti, guarda. Mi ha fatto l'occhiolino. Valentina Branca! Grazie a tutti. Fabrizio in regia. Ma prima di chiudere dobbiamo darvi un appuntamento importante, anzi importantissimo. Sabato, venerdì è l'ultima puntata di Casa Piretti per quanto riguarda il periodo estivo. Ripartiamo il 29 di agosto, ci fermiamo un mesetto, ma vorremmo salutare tutti voi. Come farlo? Bene, abbiamo organizzato una serata al Bar Vittoria dove io, Medeo e la Valentina proporremo le canzoni più belle cantate in Casa Piretti, ma sarà un'occasione non solo per sentire noi cantare, ma proprio per conoscerci, per fare delle foto insieme a voi che poi a settembre manderemo in onda. Quindi ci terrei davvero a vedervi tutti no, perché so 15-20 non mi basta la piazza, però tanti di voi prenotate al Caffè Vittoria questa serata che vi garantisco sarà indimenticabile musicalmente, ma anche sarà una serata d'amicizia, ok ragazzi? Va bene? Domani sera qui con me Valentina Branca, quindi per te non finisce ancora qui Io questo rimango periodo, qua. tu rimani lì ferma. Invece per quanto riguarda noi ci vediamo sabato sera e poi ripartiamo alla grande su Rete 7 a settembre. Ma giovedì ricordatevi l'appuntamento con il sosia, l'imitatore di Mengoni, e sarà una grande serata. Il nostro Alessandro Merenda vi porterà nelle canzoni più belle di Mengoni. Venerdì qua la chitarra rossa di Luciano Bianchini e Alessia Chelucci. Cioè ne abbiamo ancora da cantare per voi amici, e non una, tante. Grazie a tutti voi, grazie ancora, e se volete rivedere questa puntata alle ore 23:30 precise, sempre su Rete 7. E lo volete un consiglio dal Peiretti? Non cambiate canale mai. Viva Giuliano Falco, sempre sia lodato. Buona serata a tutti, buonasera. grazie. Signore e signori, Enrico Peiretti! Sono io, Sì. faccio inchino, Sì, fallo. faccio. Vi voglio bene.